Ciao, napoletani. Benvenuti a un altro rapporto Napoli. Oggi vi porto una notizia bombastica sul mercato di gennaio. Il Napoli ha messo gli occhi su un centrocampista olandese che sta spaccando tutto al Feyenoord e che potrebbe essere il tassello mancante nel puzzle di Antonio Conte. Si chiama Quinten Timber. E preparate il cuore perché anche la Juventus è in corsa. State con me fino alla fine che vi spiego tutto su questo fenomeno che presto potrebbe indossare la maglia azzurra. Partiamo dall'inizio, perché molti ancora non conoscono Quinten Timber. Chi è questo ragazzo? Da dove arriva? E perché il Napoli è così interessato? Quinten Timber è un centrocampista olandese, nato nel 2001, quindi ha solo 23 anni. Sì, gente, parliamo di un giocatore giovane, con tanto futuro davanti. Timber si è formato nelle giovanili dell'Ajax, quella fabbrica di talenti dell'Olanda. Chi segue il calcio sa che uscire dall'Ajax è già un biglietto da visita importante. Ha debuttato nella squadra B dei Lancieri nella stagione 2018-19, ma non è rimasto a lungo. Nell'estate del 2021, il ragazzo si è trasferito definitivamente all'Utrecht, dove ha iniziato a mostrare il suo vero potenziale. Ma la grande svolta nella carriera di Quinten Timber è arrivata il 28 luglio 2022, quando il Feyenoord ha investito pesante su di lui. Il club di Rotterdam ha pagato 8,5 milioni di euro più bonus per il centrocampista. E guardate, amici miei, quell'investimento ha ripagato ogni centesimo. In poco più di 2 stagioni al Feyenoord, Timber ha giocato 121 partite, segnato 21 gol e fornito 16 assist. Questi numeri sono impressionanti per un centrocampista. E non finisce qui. Ha vinto un campionato olandese, una Supercoppa d'Olanda e una Coppa d'Olanda. Insomma, parliamo di un giocatore vincitore, abituato ad alzare trofei. Ora veniamo al sodo, perché il Napoli vuole Quinten Timber. Qual è il profilo di questo giocatore? Ragazzi, Timber è quello che chiamiamo un centrocampista completo. È estremamente versatile. Sa farsi valere sia in difesa che in attacco. Questo è fondamentale per il sistema di Antonio Conte, che pretende giocatori intelligenti e tattici. Timber controlla alla perfezione il possesso palla, non sbaglia i passaggi facili e sa dare assist eccellenti ai compagni. Non è quel centrocampista che sa solo difendere o solo attaccare, no. Fa tutto. Può essere schierato in qualsiasi posizione a centrocampo, in vari moduli tattici. Vuoi un mediano? Timber gioca. Vuoi un regista? Timber gioca. Vuoi un secondo mediano che sale in appoggio? Timber gioca. Questa versatilità è oro nel calcio moderno. E ecco una curiosità che molti non sanno. Quinten è fratello di Jurrien Timber, il difensore che attualmente gioca nell'Arsenal. Esatto, napoletano. I due hanno giocato insieme nelle giovanili dell'Ajax e ora stanno brillando nei grandi club europei. Immaginate la qualità genetica di questa famiglia. È interessante, mentre Jurrien ha scelto di fare il difensore, Quinten è andato a centrocampo. 2 fratelli, 2 ruoli diversi, ma lo stesso DNA da crack. Ma ora arriva la parte che complica tutto. Il Napoli non è solo in questa corsa. Anche la Juventus ha messo gli occhi su Quinten Timber. E sapete come funziona quando entra la Juve? No. La competizione diventa dura. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare il centrocampo e vedono in Timber il pezzo ideale. Preparatevi perché a gennaio scoppierà la guerra. Napoli contro Juventus, per lo stesso giocatore. Questo sì che è un derby di mercato. E allora, napoletano, vi sta piacendo questa informazione esclusiva su Quinten Timber? Allora lasciate quel like per sostenere il canale. E se ancora non siete iscritti al Rapporto Napoli, correte a farlo e attivate la campanella. Ogni giorno notizie fresche sul nostro Napoli. Mercato, retroscena, analisi tattiche, tutto sul club del cuore. Ok, iscritti. Notifiche attivate. Allora, continuiamo perché ora vi spiego perché questo acquisto ha tanto senso per il Napoli. Antonio Conte lo ha detto chiaro fin dal suo arrivo. Il centrocampo ha bisogno di rinforzi. Abbiamo visto in questa prima parte di stagione che, nonostante la qualità della rosa, manca profondità nel reparto. Quando Lobotka o Anguissa non sono al top,
la squadra ne risente. Ed è proprio qui che Quinten Timber entra come una soluzione perfetta. Immaginate un giocatore giovane, con esperienza europea, abituato a giocare ad alto livello e che può ancora crescere tanto con Conte. L'olandese ha solo 23 anni, è al top della forma fisica, ma ha ancora tanta margine di miglioramento. Conte è un maestro nel valorizzare giocatori così. Vi ricordate cosa ha fatto con certi profili al Chelsea, all'Inter? Ecco, Timber nelle mani di Conte potrebbe diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Inoltre, c'è un altro fattore importante. Timber già gioca ad alto livello in Olanda, una lega competitiva, e ha disputato la Champions League con il Feyenoord. Non arriverebbe al Napoli spaventato o insicuro. Sa cosa significa la pressione, sa cosa vuol dire giocare in stadi pieni, capisce la responsabilità di indossare una maglia pesante. E al Napoli, amici miei, la maglia è tra le più pesanti del calcio mondiale. Giocare al Maradona, con 60.000 tifosi che urlano, non è da tutti. Ma Timber ha il profilo e la mentalità per farlo. Ora parliamo di numeri, perché nel calcio moderno i numeri non mentono. 21 gol e 16 assist in 121 partite. Facciamo i conti insieme, una partecipazione diretta a un gol ogni 3 partite. Per un centrocampista è eccellente. Non è uno che sparisce in campo, no. Timber appare, partecipa, decide. E pensate che gioca in un centrocampo con altre stelle. Al Feyenoord divide il protagonismo con giocatori di qualità, ma riesce comunque a emergere. Immaginatelo al Napoli, con l'appoggio di Kvaratskhelia, con le conclusioni di Osimhen o Raspadori, con la qualità di Zielinski. Le possibilità sono infinite. Ma c'è un ma, napoletano, e devo essere sincero con voi. La Juventus è in corsa, e la Juve ha argomenti forti. Può offrire Champions League, progetto di ricostruzione, vetrina italiana. Ma il Napoli ha altri argomenti. Ha Antonio Conte, uno dei migliori allenatori al mondo. Ha un progetto vincente. Ha la passione della tifoseria napoletana. Ha il Maradona, lo stadio più emozionante d'Italia. E ha De Laurentiis, che quando vuole un giocatore, va fino in fondo. La corsa è aperta, e onestamente, io credo che il Napoli abbia reali possibilità di vincere questa battaglia. E c'è un altro dettaglio che potrebbe giocare a favore del Napoli. Timber è un giocatore che ama essere protagonista. Al Feyenoord è un pezzo fondamentale, titolare fisso. Alla Juventus dovrebbe lottare per il posto con giocatori già affermati come Locatelli, Rabiot e altri. Al Napoli, con Conte, avrebbe la chance di essere titolare fin dall'inizio, di costruire qualcosa di grande, di fare la storia. E diciamocelo, fare la storia al Napoli è qualcosa di molto speciale. Questa città non dimentica mai i suoi eroi. Maradona ne è la prova. E Timber ha tutto per diventare un nuovo idolo della tifoseria azzurra. Allora qual è lo scenario reale per gennaio? Il Napoli ci proverà. De Laurentiis ha già autorizzato la dirigenza a trattare. Conte vuole Timber in rosa. Il Feyenoord sa che sarà difficile trattenere il giocatore se arriva una buona offerta. La Juventus è in gara, il che potrebbe far lievitare il prezzo. Ma una cosa è certa. Questa soap opera scuoterà il mercato italiano a gennaio. E noi, qui al Rapporto Napoli, seguiremo ogni passo di questa negoziazione, ogni incontro, ogni offerta, ogni sviluppo. Perché voi meritate di sapere tutto su ciò che succede al nostro club. E tu, napoletano, cosa ne pensi di Quinten Timber? Credi che sia il giocatore giusto per il Napoli? Preferiresti un altro nome? Pensi che batteremo la Juventus in questa sfida? Commenta qui sotto la tua opinione. Leggo tutti i commenti e adoro discutere con voi. Questa interazione è ciò che rende il Rapporto Napoli così speciale. E non dimenticate, like al video, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e attivate le notifiche per non perdere nessuna novità sul mercato del Napoli. Ci vediamo nel prossimo video con altre esclusive. Un abbraccio, napoletano. E forza Napoli sempre!